Non penso che la variante di Longarone può e debba escludere lo sbocco a nord. Noi come Confindustria e come associazione di categoria abbiamo un tavolo delle infrastrutture che sarà convocato brevemente e dello sbocco a nord continueremo a parlare. Dopodiché quale sia la soluzione migliore, perché il prolungamento della A27 o chiamarlo sbocco a nord o chiamarlo superstrada o qualsiasi altro nome vogliamo darci, a noi va bene, sinceramente il nome non ci interessa. Ci interessa poter percorrere e uscire dal Cadore facilmente con le nostre merci, con i nostri turisti e far arrivare i turisti. I veri ambientalisti sono i popoli che vivono i territori e che sicuramente sapranno essere parte in questo progetto. Allora, Padrin, io non parlerò più di prolungamento della A27, parlerò di sbocco nord, ma ti chiedo veramente di essere presente su questo tema, perché se allora noi siamo non perfettamente facciamo d'accordo. questo benedetto sbocco al nord, Padrin, tu e io specialmente, che siamo bellunesi, ce ne prendiamo la responsabilità di fronte ai Ci nostri sto. figli e io oramai dico anche ai nostri nipoti, perché senza sbocco nord la provincia di Belluno rimane tagliata fuori. Il tema dello sbocco a nord entra prepotentemente nel dibattito sulla viabilità bellunese alle prese con l'imminente chiusura della Galleria del Comelico. In diretta, assieme alla presidente degli industriali e al presidente della provincia di Belluno, anche l'assessore regionale al turismo, Caner, che si è appena confrontato con la collega De Berti. La chiusura totale della galleria è scongiurata. Si sta valutando e si è chiesto all'ANAS di trovare delle modalità per intervenire, perché comunque le manutenzioni debbono essere fatte per la sicurezza ovviamente di tutti, ma farle con diciamo, le modalità che permettano di scongiurare una chiusura totale. Ora, che questa sia l'apertura a fasce orarie o, come mi è stato detto, la possibilità di una viabilità a senso unico alternato, l'importante è che la comunicazione tra le valli continui ad esserci. E sul tema delle compensazioni a cittadini ed imprese sollevato dalla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti interviene anche Roberto Padrin. Devo dire che dovremmo cercare di capire quali sono le alternative dal punto di vista infrastrutturale e capire poi quali sono le modalità per cui andare a degli interventi compensativi nei confronti di imprese, nei confronti di coloro i quali vivono questo territorio, perché sicuramente il disagio, il danno economico che subiranno sarà molto molto forte.